Salve a tutti, facciamo ora lo studio di questa funzione trigonometrica meno 2 coseno al quadrato meno seno di x più 1. Questa è definita in tutto R perché lo sono coseno e seno, ed è periodica, è periodo 2π perché lo sono coseno e seno. Però noi la studieremo in intervallo da 0 a 2π perché tanto poi si ripete sempre uguale. Di solito si toglie via un estremo perché lì il valore, la funzione ha lo stesso valore che qua, comunque non è tanto importante. Quello importante è questo. Allora, questa è una scelta di fare lo studio da 0 a 2π perché di solito in questi casi si potrebbe fare anche lo studio da meno π a π. Bisogna un po' vedere che valori vengono fuori quando si risolvono le equazioni trigonometriche. Adesso non è che cambia tantissimo. Tuttavia quando noi risolviamo appunto le equazioni trigonometriche non serve aggiungere il periodo perché tanto lo studiamo solo dentro l'intervallo limitato, però quando troviamo un valore che sta fuori da questo intervallo dobbiamo o sommare o sottrarre 2π proprio per rientrare dentro l'intervallo. Forse per quelle questioni di praticità può essere meglio una o l'altra scelta, insomma adesso ho scelto questo, da 0 a 2π. Vediamo quando abbiamo funzioni trigonometriche conviene vedere sempre se la funzione è pari o dispari perché spesso succede. Quindi calcoliamo la nostra f in meno x. Qui abbiamo coseno di meno x tutto al quadrato, seno di meno x, coseno è funzione pari, quindi coseno di meno x uguale a coseno di x, anche se poi tanto va al quadrato. Seno di meno x seno è dispari, quindi seno di meno x è meno seno x, con questo meno diventa più. E vediamo che questa espressione non è né f di x e nemmeno meno f di x, quindi la funzione non è né pari né dispari. Calcoliamo la funzione in 0, coseno di 0 è 1, quindi qua abbiamo meno 2, il seno di 0 è 0, insomma troviamo meno 1. Questo è il valore della funzione in 0, lo sarà anche in 2π, qui l'abbiamo tolto, comunque poi nel disegno lo mettiamo, che il valore deve essere lo stesso, appunto perché è periodica, è periodo 2π. Adesso, prima di proseguire, in questo caso ci conviene scrivere la nostra funzione in un altro modo, in modo da avere sempre la stessa funzione trigonometrica, non avere una volta il coseno e una volta il seno. Però la scelta è obbligata perché qui abbiamo seno elevato alla prima e quindi andremo a sostituire il coseno. Quindi meno 2 al posto di coseno al quadrato metto 1 meno seno al quadrato. Poi resto ricopio, qua moltiplico con le parentesi, riordino e trovo la mia funzione espressa solo col seno 2 seno al quadrato meno seno di x meno 1. Perché questa adesso la usiamo appunto per trovare quando la funzione vale 0. Quindi qua ho scritto tutte e due le espressioni, comunque usiamo questa seconda espressione per calcolare quando la funzione vale 0. E qui sostituiamo con una nuova variabile t che è uguale a seno di x e troviamo un polinomio di secondo grado uguale a 0. Lo risolviamo con la formula per equazioni di secondo grado, troviamo meno 1 mezzo e 1. Però attenzione che questo è il valore di t, seno x è uguale a t, quindi dobbiamo risolvere seno x uguale a meno 1 mezzo e seno x uguale a 1. Infatti che l'ho scritto qua. E allora ci si fa il disegno della circonferenza unitaria. Allora il seno della funzione è la coordinata y del punto sulla circonferenza e quando vale meno 1 mezzo, quando siamo qua o qua. Allora se scrivesse seno x uguale più 1 mezzo avremmo trovato 30 gradi, qua è ovvio che è meno 30 gradi, quindi meno π sesti, meno π sesti sta fuori dal nostro intervallo da 0 a 2π e dobbiamo trasformare, però prima di trasformare comunque lo usiamo per calcolare il secondo valore che sarebbe questo, perché quando abbiamo funzione seno è sempre π meno il primo valore, π meno meno π sesti, π più π sesti e 7 sesti π, e questo sta comunque dentro l'intervallo. Abbiamo usato questo e su questo dobbiamo sommarli 2π per farlo rientrare dentro il nostro intervallo. Questo 2π 12 sesti meno 1 sesto 11 sesti π, che sarebbe questo valore. Insomma abbiamo trovato questi due valori. Poi seno x uguale a 1 abbiamo come soluzione π mezzi 90 gradi. Non abbiamo una seconda soluzione, se provassimo a calcolare π meno π mezzi è sempre π mezzi, è sempre lo stesso. Adesso vogliamo vedere il segno della funzione. Come facciamo? Sì, è un po' complicato. Allora,
consideriamo questo polinomio in t che viene dalla nostra funzione, quindi 2t al quadrato meno t meno 1 che si annulla il meno un mezzo e 1 avevamo calcolato prima. Adesso noi ci chiediamo quando i valori di questo polinomio sono maggiori di 0 e quando sono minori di 0, ma dalla figura vediamo che sono maggiori di 0 qui e qui, quando t è minore di meno un mezzo o quando t è maggiore di 1, e sono negativi qui quando t è compreso tra meno un mezzo e 1, e questo adesso noi lo riportiamo sulla circonferenza unitaria. Quindi qui quando t è minore, t ricordiamo che è seno di x, quindi seno di x, quindi la coordinata y dei punti sulla circonferenza. Allora, quando seno di x è minore di meno un mezzo, qui abbiamo meno un mezzo, minore è qua e quindi corrisponde a questi punti. Quando è minore meno un mezzo siamo qua, o maggiore di 1, in realtà non sarà mai maggiore di 1 perché il seno è compreso tra meno 1 e 1, quindi questo non mi darà soluzioni, però questo qui, questo polinomio è positivo, quindi in questo polinomio t era proprio seno di x, quindi la mia funzione qui sarà positiva, e quando t è compreso tra meno un mezzo e 1, qui meno un mezzo e 1, siamo qua a tutti gli altri valori, tutti gli altri angoli qua, la funzione sarà negativa. Quindi abbiamo trovato il segno della funzione nei vari intervalli. Adesso possiamo calcolarci la derivata. Uso questa seconda espressione dove c'è solo il seno. Allora questo 2 lo porto giù, 2 più 2 è 4, seno è la prima, poi per derivata del seno che è il coseno, e meno derivata del seno è coseno, e poi qua questo va via perché è una costante. E adesso qui raccolgo coseno di x e quindi lo scrivo la mia derivata prima come un prodotto, e adesso vediamo quando è 0, quando questo prodotto è uguale a 0, quindi quando è 0 un fattore o l'altro, quindi quando coseno x è uguale a 0 oppure quando 4 seno x meno 1 è uguale a 0, quindi qui si porta dall'altra parte, insomma è facile, quando seno di x è uguale a un quarto. Allora, adesso dobbiamo risolvere queste due equazioni, coseno di x uguale a 0, seno di x uguale a un quarto. Vediamo qua sulla circonferenza, attenzione, coseno di x, la coordinata x del punto sulla circonferenza, e ci chiediamo quando è uguale a 0, è qui e qui, quindi abbiamo l'angolo di 90 gradi che è p mezzi e l'angolo di 270 gradi che è 3 mezzi p. Uno potrebbe scrivere meno 90 gradi, però quindi meno p mezzi, il problema è che sta fuori dall'intervallo che abbiamo scelto all'inizio, da 0 a 2p, quindi dobbiamo scriverlo come 270 gradi, 3 mezzi p. Seno di x uguale a un quarto, quindi qui adesso è la coordinata y del punto sulla circonferenza, qui abbiamo un quarto e questo valore qua è arcoseno di un quarto, che calcoliamo, ormai dobbiamo calcolare per forza valori approssimati con la calcolatrice scientifica, l'ho già calcolato, 0,25, conviene scriverlo in una doppia forma anche con p, e come si fa? Si divide, si moltiplica con p, quindi prendo 0,25, lo divido con 3,14 e trovo questo valore che va moltiplicato con p. E perché mi è utile fare questo? Perché adesso la seconda soluzione è p meno la prima, allora mi è facile fare p meno 0,08p, 1 meno 0,08 è 0,92p, e poi lo scrivo anche in quest'altra forma, basta moltiplicare 0,92 con 3,14. Vabbè, abbiamo trovato dove si annulla la derivata prima, dobbiamo vedere il segno della derivata prima, quindi ragioneremo in modo simile sulla circonferenza. Allora, abbiamo appena trovato la nostra derivata prima come un prodotto di due funzioni, quindi studieremo il segno di una e dell'altra e poi mettiamo insieme nello schema il segno di coseno di x, non è difficile, quindi ho fatto il disegno solo per coseno di x, la coordinata x del punto sulla circonferenza, allora qui è positiva, qui è negativa, abbiamo p mezzi e 3 mezzi p come abbiamo appena visto. Ok, quest'altro, dobbiamo vedere il segno di 4 seno x meno 1.
un attimo per fare un po' di chiarezza. Quando è positivo questo, ad esempio, perché nell'altro caso sarà negativo, quando è positivo? Beh, portiamo meno 1 dall'altra parte 1, dividiamo con 4, 4 è positivo, quindi non cambia il verso di esecuzione. Quindi quando seno di x è maggiore di un quarto, vediamo qua sul disegno, è maggiore di un quarto qua, quindi questi punti qua, qui questa funzione sarà positiva, quindi qui è positiva e altrove è negativa. Poi abbiamo questi valori dove vale esattamente 0. Mettiamo nello schema, mettiamo coseno di x, 4 seno x meno 1 e il prodotto di questi due è la derivata, e mettiamo i segni su questi e poi troviamo i segni per la derivata usando la regola dei segni. Dobbiamo mettere tutti questi valori qua. Non è importante. Allora, tutto questo lo facciamo tra 0 e 2π, perché tanto fuori non stiamo studiando la funzione. È importante metterli nell'ordine giusto questi. In realtà non è importante che sono esattamente nella giusta proporzione tra 0 e 2π quando facciamo questo schema, però l'ordine sì, quello sì che è importante, stare nell'ordine giusto. Va bene, quindi troviamo il segno derivata prima, quindi decresce, cresce e così avanti. Allora qui abbiamo un minimo, un massimo, un minimo, un massimo. Calcoliamo la funzione, non la derivata, la funzione in questi punti, così che troviamo dove stanno effettivamente questi massimi e minimi, entrambe le coordinate. Per calcolare la funzione in tutti questi valori, per semplificarci, prima vediamo quanto è il seno in questi valori. Perché? Perché la mia funzione qui l'ho espressa soltanto usando il seno. E allora, per questo 0,08π e 0,92π, ricordiamoci come li abbiamo trovati. Li abbiamo trovati proprio mettendo che qui il seno vale un quarto, quindi qui un quarto, vabbè, per p mezzi e 3 mezzi p sappiamo i valori, insomma 1, meno 1. E adesso possiamo calcolarci la funzione, quindi usiamo questi valori qua per metterli dentro il polinomio. Insomma, troviamo quanto vale la funzione nei massimi e minimi. Dobbiamo calcolare la derivata seconda, quindi qui ho riscritto la derivata prima, è un prodotto, useremo la regola derivata del prodotto, derivata del coseno è meno seno, che moltiplica questo secondo, più coseno, che moltiplica la derivata di questo, che meno 1 va via, 4 coseno x. Adesso qui moltiplico dentro le parentesi, e di nuovo voglio trovare tutto espresso con una sola funzione trigonometrica. Qua ho seno alla prima, allora sostituirò il coseno, al posto di coseno al quadrato metto 1 meno seno al quadrato, qui vado ancora a moltiplicare, riordino e trovo l'espressione per la derivata seconda, meno 8 seno al quadrato x più seno x più 4. Vogliamo trovare quando è 0 la derivata seconda, allora pongo questo uguale a 0, scelgo una nuova variabile t che è uguale a seno di x, e ho il polinomio meno 8t al quadrato più t più 4 uguale a 0. Calcolo, uso la formula per equazioni di secondo grado per calcolare soluzioni. Comunque qua mi trovo un radice di 129, che non viene un valore esatto, però non importa, già prima ho fatto delle approssimazioni, anche qui trovo con la calcolatrice i valori approssimati di questa di t. Entrambi i valori approssimati, e devo risolvere seno di x è uguale a 0,77, seno di x è meno 0,65. Allora qui ho disegnato 0,77 qua, meno 0,65 qua, gli angoli saranno questi, trovo come arcoseno di 0,77 e come prima trovo questo, lo esprimo anche come multiplo di p, e la seconda soluzione sarà p meno la precedente. Esprimo in due modi, poi ci è utile per il grafico, e quindi voglio risolvere seno x uguale a meno 0,65, che siamo qua, troverò questi due angoli, sempre allo stesso modo arcoseno di meno 0,65, e sì, e qua trovo un valore che sta fuori, perché è meno 0,23π, ma comunque lo uso per calcolare la seconda soluzione, p meno questo valore, e trovo un valore che sta dentro intervallo 0,2π, poi semplicemente vado a aggiungere 2π per farlo stare dentro il mio intervallo, e quindi adesso abbiamo tutte. No, dobbiamo ancora trovare il segno della derivata seconda. Ragioniamo in modo simile da prima, abbiamo questo polinomio di secondo grado,
che si annullava in questi valori che sono qui approssimati, meno 0,65, 0,77, era una parabola rivolta all'ingiù perché abbiamo meno 8 come coefficiente t al quadrato, e ragioniamo come prima. Quando è positivo questo polinomio? Quando siamo qui, quando t è tra meno 0,65 e 0,77 ed è negativo qui e qui. Ricordiamo che t è uguale a seno di x, quindi ragioniamo su circonferenza trigonometrica. La funzione derivata seconda è positiva quando t, che è seno di x, è compreso tra questi due valori. Seno di x è coordinata y sulla circonferenza, quindi quando è compresa tra qui e qui, quindi qui sarà positivo, e sarà negativo quando stiamo sotto questo valore oppure quando siamo sopra questo valore. Quindi qua è negativo, qua è negativo. Quindi così adesso posso scrivere il segno della derivata seconda, vedere la concavità in tutti gli intervalli, e devo ancora calcolarmi questi. Qui avremo 1, 2, 3, 4 flessi. Calcoliamo il valore della funzione nei flessi come prima, perché la mia funzione è espressa solo col seno. Prima calcolo il seno in questi valori, ma vediamo come li abbiamo trovati questi valori. 0,28p, 0,72p abbiamo trovati mettendo qua cioè il seno di questi due valori è 0,77, sono sempre gli stessi valori. Poi ci calcoliamo la funzione mettendo al posto di seno questi valori qua e troviamo i valori della funzione nei flessi. Finalmente abbiamo tutte le informazioni per disegnare la funzione, derivata prima, derivata seconda, le coordinate dei massimi e minimi, le coordinate dei flessi. Qua ho trovato anche il valore approssimato degli zeri della funzione, e consideriamo anche che conviene sempre calcolarci la funzione negli estremi dell'intervallo dove studiamo. Qui studiamo tra 0 e 2p, il valore deve essere lo stesso per forza e sarà meno 1. Quindi per disegnare magari cominciamo proprio da qua, meno 1 e anche meno 1 qua, e disegniamo tutti i massimi e i minimi, questo, disegniamo i flessi, questo, e poi è facile, quando abbiamo tutto questo è facile tracciare il grafico. Questo poi si ripete uguale all'infinito a sinistra e a destra. Ok, per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.